Gli angeli custodi della vita è il titolo della statua dello scultore Bagliana, opera prima in Italia dedicata al lavoro dei Vigili del Fuoco, inaugurata a Castelfranco Veneto nella piazzetta Vigili del Fuoco. Opera nata dall'impegno dell'artista e dall'idea del capo distaccamento della città castellana, che si è coniugata con la disponibilità dell'amministrazione comunale e l'arte dello scultore Carlo Bagliana e il sostegno di un industriale. Quando sono venuti a propormi il lavoro, ho subito espresso perplessità, ha spiegato il comandante provinciale Nicola Micele. A noi non piace autocelebrarci. Se lo chiedete a qualsiasi vigile del fuoco, ha detto, sono sicuro che ciascuno di noi risponderebbe che salvare persone fa solo parte del nostro lavoro. Poi però ho visto il disegno ed era quello che volevamo, ovvero l'esaltazione dei valori di cui siamo portatori. L'opera, di circa 2 metri, magistralmente interpretata dall'artista, scultore del vento e dei papi Carlo Bagliana, su un bozzetto di Laura Lorenzetto, è stata posizionata in centro storico a pochi passi da Piazza Giorgione e rappresenta i valori della solidarietà, il soccorso, l'operatività costante nella tutela delle persone. L'idea maturata in 2 notti, spiega l'artista, che riassume nel titolo il suo svolgimento, gli angeli custodi della vita, il compito quotidiano dei vigili del fuoco. Vittorio Sgarbi, che ha scritto una lettera a proposito dei vigili del fuoco, ha detto che hanno tutta la nostra e più ampia riconoscenza, perché non combattono la malvagità colpevole degli uomini, ma il male della natura e del caso. Alla cerimonia hanno preso parte anche molti cittadini, una rappresentanza delle istituzioni civili e militari e vigili del fuoco provenienti dal comando di Treviso e da tutta la regione. C'era anche il direttore interregionale Loris Munaro. Nello stesso pomeriggio un altro momento importante per i vigili del fuoco, con l'intitolazione della nuova bretella che dalla stazione porta via Forche all'alpino pompiere Bortolo Puliè, che il 26 gennaio 1918 di fatto salvò la città dalla terribile esplosione del deposito di armi francesi in seguito ad un bombardamento nemico proprio nei pressi dello scalo ferroviario.